Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Prealpina.it. Apriamo con la cronaca. Ha dato fuoco ieri nel centro di Varese al suo appartamento come estrema forma di protesta nei confronti del comune. Per questo l'uomo è stato arrestato. Ci spiega tutto Paolo Grosso, le immagini sono di Agenzia Blitz. Quando i vigili del fuoco sono arrivati al palazzo tra via Veratti e via Robbioni, era come impietrito nel cortile interno a guardare le fiamme che uscivano dal suo appartamento. Ma quell'incendio, che martedì sera ha creato molta agitazione in pieno centro a Varese, l'aveva appiccato lui. Il cinquantenne, residente nell'appartamento di proprietà comunale gravemente danneggiato dalle fiamme, è stato arrestato dalla polizia per incendio doloso nella stessa serata di martedì e poi, interrogato dal sostituto procuratore Lorenzo Dalla Palma, ha ammesso le sue responsabilità. Alla base del gesto ci sarebbero contrasti con l'amministrazione varesina, perché l'appartamento gli sarebbe stato concesso perché era stato sfrattato e poi tolto perché la norma regionale è cambiata. Non sarebbe finito in mezzo alla strada, ma evidentemente la situazione ha creato nell'uomo un forte stato d'ansia. Da sottolineare comunque che prima di appiccare le fiamme nell'appartamento, sul punto esatto sono in corso accertamenti nell'immobile sequestrato, ha staccato il gas per evitare un'esplosione. E in effetti nessuno si è fatto male a causa dell'incendio. All'interno dell'auto del cinquantenne sono state trovate 2 bottiglie che contenevano liquido infiammabile, probabilmente quello utilizzato per innescare il rogo. E un'altra drammatica protesta è alla base del gesto compiuto questa mattina a Rescaldina da un uomo che si è arrampicato in cima ad una gru. Vediamo il servizio di Luigi Crespi. Maggio sta finendo, ma lui ancora non ha ricevuto lo stipendio di aprile, mentre per marzo ha incassato solo un acconto. Così questa mattina, poco prima delle 11, un muratore ucraino di 40 anni ha deciso di salire sulla gru del cantiere. O gli davano i suoi soldi, oppure si sarebbe buttato nel vuoto. L'allarme in un cantiere per la costruzione di una palazzina in via Colombo a Rescaldina. I lavori sono quasi terminati, in questi giorni le squadre sono impegnate nelle finiture degli appartamenti. Appena il quarantenne si è messo a gridare le sue rivendicazioni, i colleghi hanno capito che non stava scherzando e hanno telefonato al 112. In pochi minuti in via Colombo sono arrivate le pattuglie dei carabinieri, la polizia locale e le squadre dei vigili del fuoco con un'autoscala. La trattativa con l'ucraino è andata avanti fino a metà pomeriggio. Di fronte alla rassicurazione che avrebbe presto avuto i suoi soldi, l'uomo ha deciso di sospendere la protesta e tornare a terra. La sicurezza a Saronno finisce al centro di un servizio del TG satirico Striscia la Notizia. Vediamo perché nel servizio di Sara Giannini. La situazione della sicurezza urbana a Saronno continua a preoccupare, tanto da ritrovarsi ieri, 28 maggio, in un servizio del noto TG satirico Striscia la Notizia. Al centro delle polemiche è la stazione, dove sono stati ripresi pusher e tossicodipendenti, anche molto giovani, smercio di droga e vari tentativi di furti, uno dei quali fermato in diretta proprio da un collaboratore di Striscia. Per contrastare la criminalità e andare incontro alle continue preoccupazioni di cittadini e pendolari, il Comune di Saronno ha avanzato la richiesta di una presenza stabile della Polizia Ferroviaria nel terminal di Piazza Cadorna, oltre ai controlli già in atto. E parliamo adesso della viabilità a Varese perché Via Lazio torna finalmente percorribile, ma si apre un nuovo cantiere in Viale Milano. Vediamo il servizio del collega Luca Spriano, le immagini sono di Blitz. Un cantiere in meno, una strada percorribile in più nell'area di Largo Flaiano a Varese. Via Lazio è da ieri libera, lavori terminati, strada riaperta e un po' di aria in più per la nuova maxirotonda che comunque sta già funzionando da mesi con conseguente alleggerimento del traffico. I lavori in Via Lazio erano legati alla realizzazione dei sottoservizi ad opera di Le Reti. La strada è rimasta chiusa per 2 mesi. Cantiere aperto invece in Viale Milano, proprio davanti a Piazzale Trieste, l'area della stazione FS. Un lungo tratto è stato isolato con la recinzione proprio al centro della grande arteria stradale che congiunge Biumo Inferiore con la zona dell'ex caserma per ricostruire lo spartitraffico, calibrandolo rispetto ai cambiamenti intervenuti con i lavori sulle corsie. L'intervento sta creando disagi al traffico, in particolare quello che procede nella direzione delle Nord, per il restringimento delle corsie. E andiamo adesso a Busto Arsizio, dove è stato presentato un nuovo progetto per valorizzare il verde urbano. Vediamo il servizio di Francesco Inguscio. Piazza San Giovanni diventa verde con questo bel prato che potete ammirare alle nostre spalle. Ci spiega di che cosa si tratta il consigliere delegato al verde e all'ecologia Orazio Tallarida. Sì, si tratta di una manifestazione denominata Primavera in Fiore.
e abbiamo voluto portare in centro città un prato vero, perché non è finto, è proprio, sono le zolle di erba, e di questo devo ringraziare la floricoltura Vallotta di San Macario di Samarate, e per le piante che sono anche, dico, quelle 2 piante di ulivo sono circa 250 anni l'una, dalla floricoltura Pargoletti. Ecco, hanno voluto contribuire di loro iniziativa su mia richiesta, e al comune non è costato nulla. All'ospedale di Varese è stato donato un nuovo ecografo, donazione fatta dal Lions Club. Sentiamo le parole della presidente Rosemary Contu. L'idea ci è arrivata a fine anno da un consiglio di una nostra socia, Alessandra. Noi abbiamo perso una nostra socia, Carla Piumini Brovelli, e abbiamo deciso di donare questo ecografo a nome suo, in sua memoria. Lei era sempre stata molto attenta e molto sensibile alla sofferenza dei malati in malattia, e il modo migliore per ricordare una persona che aveva voglia di vivere e che con grande grinta ha affrontato la sua vita fino alla fine è quello proprio di donare una speranza ai reparti di oncologia, che sono i reparti che sono più afflitti dalla mancanza di speranza, con uno strumento piccolo, se vogliamo banale, ma di grandissima importanza ed efficacia, che in mano al personale sanitario di altissimo livello riesce a velocizzare, ad aiutare e a dare un vero contributo alla quotidianità di tutte le persone che purtroppo devono sottoporsi a delle terapie che non sono sempre piacevoli. Conto alla rovescia in vista delle elezioni. Ospite nella redazione di Prealpina l'eurodeputata leghista Isabella Tovaglieri. L'ha intervistata per noi Pasquale Martinoli, le immagini sono di Matteo Alemanno. Cosa ne pensa del premierato? Io credo che sia una riforma che rende il nostro paese più moderno. Noi abbiamo bisogno di riforme che modernizzino il nostro paese, e se questo può soprattutto aiutare ad avvicinare i cittadini alla politica, invitandoli ad esprimere un voto diretto per la persona da cui vogliono essere governati, io credo che tutto ciò che aiuta ad avvicinare i cittadini alla politica sia una forma di democrazia che deve essere perseguita. Autonomia differenziata, che cosa ne pensa? È un'altrettanta riforma importante che consentirebbe di dare slancio, modernità al nostro paese, al pari del premierato, e di presentarci al cospetto dell'Europa anche con maggiore credibilità, visto e considerato che ritengo che sia una forma di governo che responsabilizza la classe dirigente, non toglie nulla a nessuno, semplicemente consente a chi sta un passo indietro oggi di fare un passo avanti e di mettersi alla pari di quelle regioni che oggi sono amministrate al meglio e dove i servizi sono più elevati dal punto di vista qualitativo. Quindi una forma di governo che responsabilizza appunto chi amministra, che deve misurarsi con il confronto e con il consenso elettorale, che deve dare delle risposte ai cittadini e non può sempre fare lo scaricabarile dicendo che è colpa di Roma e quindi di qualcuno indefinito. L'intervista completa a Isabella Tovaglieri sarà disponibile sulla Prealpina in edicola domani, insieme a molte altre notizie. Sentiamo qualche anticipazione da Sara Giannini. Domani, come tutti i giovedì, va in edicola con la Prealpina il settimanale Oltre, tanta voglia di vacanze, di mare e soprattutto di barche, con la presentazione dei modelli più avveniristici e più ecocompatibili. Sulla Prealpina una pagina sarà dedicata alla consegna della Rosa Camuna in Regione Lombardia. Tra i premiati anche il fondatore della Lega Umberto Bossi. Per Legnano continuano le analisi dopo il palio con la parola agli sconfitti. Infine una toccante testimonianza da Gerusalemme di Lucia Danna. Non mi rimangono neanche più le lacrime per piangere. Questa è l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione di Prealpina.it torna come sempre domani alle 19. Una buona serata.